Non è l'inferno! Rossella Ferrari Casanova. Ho dato la vita, il sangue per il mio paese e mi ritrovo a non tirare a fine mese in mano Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, 2 guerre senza garanzia di ritornare, solo medaglie per l'onore. Se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. Se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi cosa devo fare. No, questo no! Non è l'inferno, ma non comprendo com'è possibile pensare che sia più facile morire. No, non lo pretendo, ancora il sogno che tu mi ascolti, non rimangano parole. Pensato a questo invito non per compassione, ma per guardarla in faccia e farla assaporare un po' di vino e un poco di mangiare. Se sapesse che fatica ho fatto per parlare con mio figlio che ha 30 anni teme il sogno di sposarsi e la natura di diventare padre. Sapesse quanto sia difficile il pensiero che per un giorno di lavoro c'è chi ancora ha dei diritti e chi ha creduto nel paese del futuro. No, questo no! Non è l'inferno, ma non comprendo com'è possibile pensare che sia più facile morire. Non lo pretendo, ancora il sogno e tu nascondi e non rimangano parole, non rimangano parole. Com'è possibile pensare che sia più facile morire? Non lo pretendo, ma ancora il sogno che tu mi ascolti e non rimangano parole, non rimangano parole, non rimangano parole. Non è l'inferno, Rossella Ferrari.